giornata, guardate un po'. Abbiamo vinto, meno male, 60% ha votato, io se potevo votavo 100 volte per 100. Aperto l'edicola e quali sono stati i primi commenti? Erano tutti contenti perché la maggior parte delle persone qua volevano il sì. Tutto bene, guarda, spero che sia la volta buona. È un Veneto che si risveglia con il sole, con 2 milioni di voti a favore dell'autonomia regionale, 57,2% di votanti hanno risposto all'appello del referendum, con il 98,1% di risposte positive e quorum sbaragliato. Si aspettava questa affluenza alle urne? Ma conoscendo un po' il Veneto, sì. E comunque i soldi devono rimanere qui nel Veneto. Speriamo che Zaia vada a Roma, insomma, a far valere le leggi. Un vero e proprio plebiscito per Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, al suo terzo tentativo di referendum per l'autonomia. I primi due infatti erano stati bocciati dalla Corte Costituzionale. Questa è la proposta che facciamo, ben articolata, questo è il primo provvedimento. La costituzione di una consulta dell'autonomia del Veneto. Quindi chiediamo anche la modifica costituzionale affinché il Veneto sia annoverato come regione a statuto speciale, quindi regione autonoma. Lei che ha fatto? Ha votato o non ha votato? Ho votato. Cosa ha votato, se posso? Sì. Sì. Ha votato sì? Sì, ha votato sì, assolutamente. Sì, anch'io, dovevo votare, l'unica votazione era quella. Hanno votato 3 milioni di lombardi e nel 95% dei casi a favore del sì. Noi paghiamo anche per altri. Tante risorse rimangono a Roma, diciamo, non arrivano in Lombardia. E paghiamo tante tasse ed è anche giusto recuperare quello che diamo. In Lombardia, dove non c'era quorum, ha votato il 38% degli aventi diritto. Il fatto titola: Zaia vince, Maroni pareggia. Chi ha vinto secondo lei? Penso Zaia. Loro su questo aspetto sicuramente la sentono molto di più, quindi erano molto più partecipi, qui c'è molto meno interesse francamente. L'affluenza più bassa è stata registrata a Milano, la più alta a Bergamo. Sono stati spesi 23 milioni di euro per un'infrastruttura di voto elettronica che ha dato diversi problemi. I problemi sono stati nel comune di Milano sull'aspetto burocratico dopo il voto. Noi siamo contenti, è un'infrastruttura che rimarrà sui territori e che permetterà di coinvolgere anche per i singoli comuni maggiormente i cittadini nelle scelte fondamentali. Allora, Singer, ci sono